Una cordiale buonasera, ben ritrovati con il notiziario di Prealpina.it. Apriamo con una notizia giunta da poco in redazione. Roberto Maroni è ricoverato in ospedale. L'ex ministro e governatore, che è candidato sindaco per Varese, è stato portato all'ospedale di Circolo, nella città Giardino, in pronto soccorso. Il politico della Lega sarebbe stato vittima di un incidente domestico, pare una caduta. Maroni sarebbe stato trasportato nella sala delle emergenze del pronto soccorso, appunto dell'ospedale di Circolo, per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. La pagina dedicata alla Covid, con i dati forniti anche oggi dalla Regione Lombardia. L'indice di contagio odierno è del 10,5%, perché a fronte di 8.161 tamponi processati sono stati riscontrati 863 casi di nuovi positivi. I guariti oggi sono stati 5.104, in terapia intensiva calano i ricoveri di 4 unità, siamo ora a 484, anzi di 5 unità è il calo odierno. Per quanto riguarda i reparti non di terapia intensiva, flessione di 40 pazienti, attualmente sono ricoverate 3.227 persone. Oggi i decessi sono stati 27 e per chiudere i dati provinciali, al primo posto di questa triste graduatoria oggi c'è la provincia di Brescia con 302 nuovi positivi, Varese ne fa registrare nella giornata odierna 14 ed è al 10° posto a livello regionale. La cronaca, tragedia a Rescaldina oggi, poco dopo le 15. Un uomo di 46 anni è morto dopo essersi dato fuoco davanti alla madre. È stato soccorso, un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio lo ha trasportato all'ospedale di Legnano, ma durante il tragitto l'uomo è spirato. Indagano i carabinieri per capire dinamica e motivi del tragico gesto. Ed ora ci spostiamo a Varese. Crolla una pianta al Campo dei Fiori nella tarda mattinata di oggi. Tanta paura, per fortuna nessuna persona coinvolta. Tutti i particolari nel servizio che è stato realizzato da Marco Croci. Il passaggio di un'auto in discesa all'altezza dell'ultimo tornante e poi lo schianto. Avrebbe potuto essere ben più pesante il bilancio dell'episodio avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 4 gennaio in vetta al Campo dei Fiori. Qui, a poca distanza dall'osteria Irma, un grosso albero è crollato sulla strada sotto il peso della neve. Per fortuna in quel momento non passavano automobili, ma una vettura parcheggiata a ridosso della curva è stata centrata in pieno. Alcuni automobilisti di passaggio si sono subito dati da fare per rimuovere la pianta e liberare il passaggio, anche grazie all'utilizzo di una piccola motosega. Più tardi poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare completamente il passaggio e a ripristinare la viabilità fino alla vetta della montagna varesina. Chiudiamo con lo sport. Calcio, campionato di Serie D, è stata rinviata la partita del Legnano in programma mercoledì. La squadra Lilla non giocherà sul campo dei valdostani del Pont Nonnaz, gara rinviata causa neve. Bene, era questa l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna domani alle 13, ma vi invitiamo ovviamente a consultare sempre il nostro sito e a leggere il giornale cartaceo in edicola anche domani. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.